E chi ha le zone rosse, chi ce le ha gialle, chi ha le zone rinforzate. Noi abbiamo quest'oggi un gran mattino rinforzato e con un buon ottimismo, anzi un cauto ottimismo, che do il benvenuto ai Calandra e Calandra. Grazie, buongiorno, siamo emozionati come il primo giorno di scuola. Volevo partire anche come... perché è la prima volta che facciamo radio, Maurizio. Sì, da soli sì. Sai che responsabilità che abbiamo oggi? Siamo stati sempre accompagnati solitamente e oggi voglio partire come Nunzio Filogamo. Cari amici, vicini di casa e lontani. Lontani pure? Ah no, vicini di casa, non c'entra niente. Dirimpettai, benvenuti su Prima Radio da Calandra e Calandra. Ma una cosa d'obbligo, Maurizio, dobbiamo noi fare un saluto molto molto speciale a chi? È al nostro editore. Sì, che noi ancora non conosciamo. Salutiamo, non capisco perché si mantiene distante. Capisco che bisogna rispettare le distanze, ma qua mi sembra un poco molto. Come ha detto Giuseppe, mi sa tanto di arruffianamento questo. No, giustamente non la voglia nostra di conoscere. Cominciamo male. No, perché come ha detto Giuseppe partiamo con cautela, quindi. Ma chi è? Scusa, cautela chi? No, cautela nel senso sì, andiamoci piano perché è vero che è la nostra prima puntata, ma potrebbe anche essere l'ultima. Per cui questo qua resterà poi un cult, giusto? Sì, facciamo un po' come i Alice, no? Abbiamo la prima e basta. C'è pure che ci fermiamo alla prima ora, c'è anche questo pericolo. C'è anche questo pericolo. Allora, Maurizio, diamo il massimo del peggio di noi. Partiamo di che cosa parliamo oggi? Intanto salutando tutti i radioascoltatori. Sì, seguiteci anche sulle nostre pagine Facebook, per quanto possibile faremo la nostra diretta e parleremo, può sembrare scontato, ma parleremo di Sanremo oggi. Ma non solo Sanremo di oggi, ma faremo un po' un couscous del couscous. Vabbè, dai. Come si dice? Non fa niente, dai. Andiamo avanti, dai, Maurizio. Un purpurì. Faremo di pesce. Un excursus. Faremo anche un excursus delle varie edizioni di Sanremo e vogliamo partire provando a fare noi alcuni brani. Sì. Ci proviamo, ragazzi, scusateci, ma anche la voce di prima la buona volontà c'è, ma il resto manca, ok? E partiamo con questo brano che è stato con il primo brano che ha creato scandalo perché si è parlato di Pizzo a Sanremo. No, quale Pizzo? Nilla Pizzo? No, Nilla Pizzi. Allora sono stati di più i pizzi. Non facciamo i carabinieri. Io la vedo proprio male questo. Il cabarettista, ma tu capisci che pizzi. E allora, intanto dai. Prendiamo cominciamo a spiegare prendiamo le misure, cominciamo a spiegare a chi sta dall'altra parte della radio che cosa intendete fare questa mattina. L'avete ben chiaro anche nelle vostre testole? Ecco, perfetto. Ma il bello è questo. Allora, visto che siamo nella settimana di Sanremo, si parlerà di oggi Sanremo. sarà dedicato 2 ore di Sanremo. Quando la maestra vi dice a tema, parlate di Sanremo. E voi cominciate a parlare. E noi lo facciamo allora riavvolgiamo il nastro. Giuseppe e Maurizio, oggi tema. Allora, oggi partiamo dal primo giorno di Sanremo. Dalla prima vincitrice, fra l'altro. Dalla prima volta di Sanremo Sanremo è stato fatto per la prima volta. Nel 1951. Sei preparato? Sono preparato, senza leggere. E non abbiamo lo schermo come Amadeus. La canzone vincitrice è stata Grazie dei fiori. Bis. No. Tris. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi. Son rose rosse e parlano d'amor. Grazie ancora che in questo giorno tu mi hai ricordato, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? Passiamo per ora a chi ha vinto l'ultimo Sanremo. Sì, Dio ha dato e io ho ricevuto. Va bene, dai.